Sono stati somministrati più di 300, circa 300 questionari, a campione evidentemente, su un campione qualitativo, che ha coinvolto circa una cinquantina di cooperative aderenti a Legacoop nel Veneto, di tutte le province del Veneto. È l'indagine con cui Legacoop e l'INEL regionale hanno voluto tracciare una fotografia sullo stato di salute di lavoratori e dirigenti delle cooperative del territorio nel corso del primo anno di pandemia, anche al fine di intercettarne i disagi lavorativi per evitare fenomeni quali il grande abbandono, Great Resignation l'hanno chiamato negli Stati Uniti. La gente, per effetto del Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro e dello smart working, lascia volontariamente il lavoro perché troppo pressata. E ci è capitato in una cooperativa del Veronese che una persona abbia proprio riscontrato questo elevato grado di stress che l'ha portato a interrogarsi, era quasi in burnout e non voleva più andare a lavorare, sostanzialmente il terrore era molto elevato. Da qui l'importanza del ruolo del coordinatore. Poi emergono delle trasversalità all'interno della ricerca, sia per i lavoratori smart working che per i lavoratori che sono poi in ambiente, che hanno lavorato in presenza, che sono criticità da un punto di vista organizzativo. Indagine che proseguirà anche nei prossimi mesi e che consegna alle cooperative anche le linee guida per l'intera organizzazione di riferimento. Il settore sanitario, dell'assistenza agli anziani, servizi, pulizie, sono i settori maggiormente colpiti e settori quindi che più di ogni altro ha subito l'effetto di una riorganizzazione lavorativa.